Cari amici, ci troviamo nel bellissimo comune di Seneghe, un territorio bellissimo, incredibile, davvero ricco di sorgenti d'acqua, ma soprattutto, ragazzi, il comune di Seneghe ha la densità per chilometro quadrato più alta per quanto riguarda i siti archeologici nuragici. Pensate che ogni chilometro si trovano mediamente 2 nuraghe, quindi un'altissima concentrazione di siti archeologici sardi. Favoloso. Questo è il nuraghe Mesu Maiore, un bellissimo nuraghe costituito da grandi blocchi di basalto, pietra tipica. Siamo a ridosso del Montiferru, un nuraghe quadrilobato, quindi mastio centrale 4 torri, uno di quei nuraghe massicci, di quei nuraghe che ricorda molto anche su nuraghi di Barumini. Guardate la maestosità di questo nuraghe, questi blocchi di basalto, centinaia, migliaia di tonnellate, incredibile ragazzi, incredibile. Siamo a Seneghe, il bellissimo nuraghe Mesu Maiore, nel bellissimo territorio di Seneghe. Oltretutto in questo territorio si possono trovare 1,4 tombe di giganti ogni chilometro quadrato, pensate un po'. Questo è l'ingresso, o meglio, quello che vediamo in realtà non è l'ingresso, ma è il finestrella, la finestrella di scarico, chiamata così. Sotto la finestrella, infatti, come potete notare, c'è l'architrave. Architrave che ha una caratteristica più unica che rara, e cioè è finemente sbozzato, isodomo, e ci si accorge facilmente che è circolare, cioè segue l'andamento dei filari. Bellissimo. Quindi l'ingresso vero e proprio sta sotto questo architrave. Allora amici, ci troviamo dentro l'ingresso quasi del nuraghe, quello che secondo noi, anzi secondo gli studiosi, gli archeologi, questo è il corridoio e questa è l'ogiva, quindi è la parte finale del corridoio. Ci troviamo esattamente circa qualche metro sopra il livello di calpestio. Purtroppo la luce non mi permette di andare oltre per vedere com'è l'Attolos, però quello che vediamo è l'interno del nuraghe. Favoloso, non vi dico, esce da questo portello, esce un'aria freschissima, davvero piacevole. Dai custodi della memoria è tutto, alla prossima, ciao!